Con la pastorale di Nardo a Santa Elisabetta si sono concluse le manifestazioni natalizie che hanno coinciso con la fondazione del paese dei suoi 70 anni di autonomia. Da domenica 4 con la tradizionale degustazione della pecora al sugo, pasta e ceci, fave cotte, il 5 quello della ricotta, il 6 l'evento particolare aspettando Nardo che ha coinvolto per l'intera giornata dell'Epifania tutta la collettività. La rappresentazione di Nardo è una teatrale popolare che unisce il sacro e il profano e mette in scena la vita pastorale e rurale del paese. Il protagonista Nardo incarna la semplicità e l'ingenuità del mondo contadino. A inizio dalla Chiesa Madre, in alto con la rappresentazione della transumanza, racconta episodi di vita pastorale, di lavoro nei campi e la preparazione del piatto tipico, la pasta con la ricotta. Il culmine viene dato con la processione che scende verso Piazza San Carlo, concludendosi con l'aspetto religioso con 3 re magi che seguono la stella. Elementi tradizionali sono rappresentati dalla musica delle zampogne, dei tamburi e degustazioni di prodotti locali. È una delle sagre più antiche e genuine della nostra Sicilia. Richiama persone da tutta l'isola, unendo alla comunità una tradizione secolare. Grande soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino Liborio Gaziano, che ha commentato: le festività natalizie si sono concluse con grande partecipazione, successo, eventi, iniziative, momenti di condivisione hanno animato la nostra Santa Elisabetta, regalando sorrisi, occasioni di incontro e un forte senso di comunità. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del programma natalizio, alle forze dell'ordine, alle associazioni, ai volontari, ai ragazzi del servizio civile, ai commercianti, agli uffici comunali e a tutti i cittadini. Il Natale, conclude il sindaco Gaziano, è stata un'importante occasione per stare insieme e valorizzare il nostro territorio. Continuiamo su questa strada con impegno e collaborazione.